Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. La bellezza che vince sul degrado a Palermo con il nuovo molo trapezoidale inaugurato dal presidente Mattarella al porto in 45.000 metri quadri di superficie, ristoranti, negozi di lusso, pasticcerie e gelaterie. Catania da Piazza Sciascia fino al nodo dell'interramento della ferrovia sul lungomare. Parte il primo passo verso la riqualificazione della città grazie all'utilizzo delle risorse europee. Il ministro Salvini a Palermo annuncia i progetti delle infrastrutture in Sicilia, un budget di 40 miliardi che comprende anche i lavori per la Palermo-Catania-Messina. Il vice premier assicura sarà finalmente un'autostrada. Al Borgo Vecchio di Palermo la mafia ostenta consenso, decine di mazzi di fiori per il boss defunto e intanto Mattarella in un messaggio al parroco di Ballarò dice per l'appunto verrò nel quartiere. Dopo un mese di permanenza a Lampedusa sono arrivate ieri a Porto Empedocle le bare senza nome di 5 migranti morti durante le traversate nel canale di Sicilia. Adesso potranno avere una degna sepoltura. Viaggio nella Catania nobiliare di fine Ottocento. Le giornate fai d'autunno oggi e domani aprono le porte a beni storici della nostra città come le Ville Liberty del Viale Regina Margherita. Calcio alla vigilia del match con la Juve Stabia, parla il vicepresidente del Catania Grella, sappiamo quali responsabilità abbiamo, spiega il vicepresidente, sfida delicata per il Messina con il Giuliano. Ancora ben trovati, 45.000 metri quadri di superficie, ristoranti, negozi di lusso, pasticcerie, gelaterie. Palermo si gode un nuovo molo, il nuovo molo trapezoidale inaugurato dal Presidente della Repubblica Mattarella. La bellezza dunque che vince sul degrado. Sentiamo Marco Gullà. Da molo trapezoidale a Palermo Marina Yachting. In molti l'hanno definito un nuovo quartiere di Palermo, uno spazio che congiunge la città al mare. Il nuovo molo, inaugurato ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è il bello che vince sul degrado che in questo momento regna su altre latitudini della città. Finalmente si parla di bellezza, diceva estasiato un cittadino palermitano mentre ammirava questo spettacolo di luci e acqua della fontana. Qui verrà dato il benvenuto ai passeggeri croceristi, ai passeggeri per le isole e ai dipartisti che raggiungeranno le coste dell'isola a bordo di grandi yacht. Circa 2,5 milioni all'anno gli utenti che potranno usufruire di una grande area commerciale, ristoranti, negozi di lusso, gelaterie, pasticcerie. Il turista potrà anche ammirare all'interno degli spazi le tantissime eccellenze siciliane che attireranno visitatori e cittadini, tra cui la Gambero Rosso Academy, con area di formazione multidisciplinare che dal 2002 sviluppa professionalità. Lo slogan di questa opera è stato Palermo possibile, come a dire sì, pure qui è possibile, se si vuole, mettere in campo progetti, offrire qualcosa che renda partecipi di una bellezza dai risvolti pratici. Uno spazio pubblico per la città, una grande opera che darà ulteriore impulso all'occupazione, ha ricordato Pasqualino Monti, presidente dell'autorità portuale Sicilia Occidentale. E alla nostra domanda, cosa può dare questo nuovo molo a Palermo, lui ha risposto nella maniera più sintetica ma significativa possibile: può dare tutto. Intanto lavoro, perché nel Palermo Marina Yachting lavoreranno circa 1.000 persone, e poi c'è da sottolineare l'abbattimento finalmente della burocrazia che asfissia opere e progetti. Questo capolavoro è stato definito nel giro di 2 anni, pochissimi se si considera che in Sicilia per riparare una strada possono passare anche più di 10 anni. Che sia l'inizio di una rivoluzione per Palermo e la Sicilia, una rivoluzione che passa dal mare e che si spera possa dare una nuova immagine al territorio. Adesso andiamo a Catania, da Piazza Sciascia fino al nodo dell'interramento della ferrovia sul lungomare. Sono i primi passi verso la riqualificazione della città grazie all'utilizzo delle risorse europee. Sentiamo Luca Ciliberti.
Catania cambia volto, questa è la piazza Leonardo Sciascia, si trova a lungomare proprio sotto Piazza Europa. Nelle scorse ore è stata consegnata l'area riqualificata con i fondi del PON Metro, un parco sul mare, come vedete 2400 metri quadri di verde con giochi per bambini, un defibrillatore e tanti attrezzi sportivi, e questo è solo un primo passo. Tra poco più di 10 giorni, così come hanno anticipato il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Sergio Parisi, il prossimo 28 ottobre verrà consegnata anche l'area riqualificata proprio qui sopra, Piazza Europa. Un volto nuovo che, grazie all'utilizzo delle risorse europee messe a sistema, sta facendo rinascere campi sportivi, piazzette e aree ricreative anche in periferia. Nelle ultime ore l'amministrazione comunale ha incontrato a Roma i vertici di Ferrovie dello Stato. All'ordine del giorno la definizione degli interventi per le opere di potenziamento infrastrutturale e di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie nella città etnea che l'area metropolitana aspetta da decenni, partendo proprio da quella che tutti considerano una priorità, ovvero la restituzione del mare alla città con l'interramento della stazione Catania Centrale e il raddoppio del tracciato ferroviario tra Catania Centrale e Catania Quicella, e poi la rigenerazione delle aree immobiliari delle ex officine manutenzioni e grandi riparazioni che si trovano proprio qui a Piazza Europa. E ancora l'interramento della tratta Quicella-Bicocca per eliminare le interferenze con l'aeroporto di Catania Fontana Rossa, al quale si lega anche lo snellimento del traffico in ingresso e in uscita dalla città con la realizzazione della terza corsia sulla tangenziale di Catania con le necessarie opere accessorie e complementari. Una visione di futuro certo affascinante, che però oggi è solo sulla carta e nei rendering dei computer. E nella visione di futuro di cui accennava il collega nel servizio ci sono ovviamente una serie di progetti, quelli che sono stati elencati ieri proprio da Palermo da Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture. Ci sono 40 miliardi per la Sicilia e sentiamo che cosa si realizzerà, o perlomeno che cosa si vorrà realizzare a partire dal Ponte sullo Stretto. Il servizio. Non solo Ponte sullo Stretto, ma una lunga serie di opere che porteranno 65 miliardi di euro fra Sicilia e Calabria, 40 dei quali resteranno nell'isola per infrastrutture che le servono. Matteo Salvini ha snocciolato tutte le opere infrastrutturali che il suo ministero prevede. Un libro dei sogni o una speranza. L'occasione è stata l'inaugurazione del molo trapezoidale del porto di Palermo, quel marina yachting che cambia il volto del waterfront della città. Lunedì in Consiglio dei Ministri c'è il provvedimento sul ponte di Messina, per il quale Salvini assicura l'apertura dei cantieri nell'estate del 2024, ma non sarà una cattedrale nel deserto, assicura il ministro. Stiamo investendo più di 20 miliardi di euro per velocizzare le ferrovie e migliorare le autostrade in Sicilia, ed è finalmente in progettazione l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria. Il ponte sullo Stretto sarà un corridoio unico, non fra Messina e Reggio Calabria, ma fra Palermo, Roma, Milano, Berlino, Helsinki, ha detto il ministro. In particolare 17 miliardi affidati a RFI destinati alla Sicilia, 12 di quali destinati alla velocizzazione della tratta ferroviaria fra Palermo, Catania e Messina per rendere questa ferrovia finalmente all'altezza, ma altri 18 miliardi piovono su strade e autostrade siciliane. Per queste opere il presidente della regione Renato Schifani è stato nominato commissario, in particolare per la doppia autostrada Palermo-Catania e Palermo-Messina, che ha un tratto in comune, un'arteria che oggi non può essere definita un'autostrada, ha aggiunto Salvini, ma che lo diventerà con le opere previste. E poi $0,5 miliardi per le dighe, fra cui il completamento dopo 40 anni della diga Pietrarossa, che entro il 2026 potrà fornire acqua all'agricoltura e non soltanto nel catanese, nell'ennese e a Caltanissetta. Ogni miliardo speso, dice Salvini, vale 17.000 posti di lavoro e crea un effetto moltiplicatore in economia di 3,5 volte, e lui, il vice premier, è sicuro stavolta che le opere si faranno bene e nei tempi. La promessa del presidente Mattarella: verrò presto a Ballarò. Il capo di Stato, dopo la lettera di un'associazione, ha annunciato la sua visita al parroco del quartiere, Marco Gullà. Il telefono che squilla, un numero sconosciuto e poi quelle prime parole pronunciate che sembrano quasi uno scherzo. Salve, sono il presidente Sergio Mattarella. Lui è Don Enzo Volpe, è il parroco del quartiere di Ballarò a Palermo. È stato lui a ricevere la telefonata del presidente Mattarella, che gli ha assicurato che presto organizzerà un appuntamento privato con le realtà attive sul territorio dopo aver ricevuto la lettera del comitato SOS Ballarò. Mattarella voleva incontrare la gente di Ballarò già ieri, ma non ha potuto farlo per altri impegni istituzionali. Il presidente si è mostrato molto sensibile, ha detto che ha letto con interesse questa lettera e che ha promesso avrà il piacere di incontrare anche un gruppo di noi, magari in forma privata,
noi speriamo anche in forma ufficiale. Comunque ci aspettiamo sicuramente un riscontro, perché si è mostrato molto sensibile alla realtà di Palermo e in particolare del centro storico e del nostro quartiere. Ballarò quindi aspetta la visita del Capo di Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato che verrà nel quartiere di Ballarò. Le cartoline però che arrivano dal quartiere sono sempre queste, sono sempre le stesse. Rifiuti che addirittura ormai sovrastano, come vediamo da queste immagini, un'intera strada. Signor Mattarella, questa è la Sicilia, questo è un souvenir di Palermo, l'immondizia è un souvenir di Palermo, perché tutte le persone che stanno tutti qua nel quartiere vanno a buttare tutta l'immondizia, perché non mettete una telecamera e si levano tutti questi problemi? Io penso così. Direbbe questo al Presidente? Sì. Io ci direbbe questo di qua, Presidente, logicamente, di levare tutte queste cose, perché all'immondizia ci sono i turisti, specialmente che vengono pure i turisti a Ballarò. Ma anche altre emergenze come quella del crack. Ballarò chiede aiuto al Presidente Mattarella. Era soprannominato Diabolic, è morto a 62 anni nel suo quartiere di Palermo, il Borgo Vecchio. Stimolato dalla volontà mafiosa di esibire ancora consenso, ha voluto rendere omaggio a Franco Russo, coinvolto in varie inchieste di mafia, accusato di aver comandato la famiglia del Borgo nei primi anni 2000. Sono stati infatti deposti diversi mazzi di fiori nei pressi dell'abitazione di Russo, stroncato da un male incurabile. Tutto questo nonostante i divieti imposti dal questore Vito Calvino. Niente funerali pubblici, niente corteo per le vie del Rione. Un quarantenne è stato arrestato a Catania dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni dopo la denuncia di vessazioni subite dall'ex compagna sofferente di patologie con un riconosciuto ritardo mentale che l'uomo avrebbe sfruttato perché percettrice di pensione di invalidità. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Porto Empedocle, dove ieri sera sono arrivate le salme di 5 migranti morti durante le traversate nel canale di Sicilia. Tra queste anche 2 piccole bare bianche, tutte sono senza nome. Dopo oltre un mese a Lampedusa potranno avere una degna sepoltura. Davide Sardo. Ancora bare sul molo di Porto Empedocle, le salme di 5 migranti, 4 delle quali vittime dei recenti ed ennesimi naufragi, hanno raggiunto il porto sul traghetto di linea partito da Lampedusa. Ci sono anche 2 piccole bare bianche, una accanto all'altra. Una nata e morta sul barchino durante la traversata e un'altra di 5 mesi. Le altre bare per i corpi di 3 uomini che hanno perso la vita nel tentativo di arrivare in Sicilia. Tutti non hanno un nome. La prefettura di Agrigento ha cercato di rintracciare i familiari delle vittime, ma con poca fortuna. La bambina, di cui fra poco purtroppo benediremo la salma, è figlia di una minorenne. La minorenne è stata rintracciata, ma prima che potessimo invitarla è scappata dal centro di accoglienza dove si trovava. Stiamo parlando di una realtà umana di estrema difficoltà e quindi naturalmente non possiamo immaginare di applicare esattamente le categorie a cui siamo abituati, le categorie del lutto a cui siamo abituati. Le bare sono rimaste per oltre un mese nella camera mortuaria di Lampedusa, in attesa di trovare posto nei cimiteri dei comuni dell'Agrigentino. A denunciare il caso e a chiedere una immediata degna sepoltura è stata Suor Maria Ausilia Consiglio, che ha lavorato sull'isola. Ho visto le bare diverse volte e tutte le volte che andavo al cimitero dicevo che sia l'ultima volta, ma l'ultima volta non è. Infatti sono andata per il convegno con la famiglia cristiana e mi faccio aprire la porta perché abbiamo amici dappertutto, io ho tanti amici, me l'hanno aperta e io li ritrovo ancora lì. Quindi questo non è giusto, sono passati mesi. La bimba è deceduta il 13 di settembre e quindi siamo quasi al 13 di ottobre e adesso li accogliamo qui per l'ultimo viaggio. 4 salme, le 2 neonate e 2 uomini, sono state sepolte a Santo Stefano di Quisquina. Una bara è stata tumulata al cimitero di Santa Elisabetta, sempre nell'Agrigentino. Il traghetto di linea Siremar inoltre ha trasferito a Porto Empedocle 230 migranti, molti bambini, minori e interi nuclei familiari. E adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo con altri servizi.
Seconda parte di Sicilia 24, Siracusa ha ricordato Lele Scieri, il parà ucciso 24 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa. Dai più giovani ai più anziani il caso ha colpito davvero tutti e ieri all'Urban Center della città si è tenuta una conferenza sulla vittima di nonnismo. Sentiamo Francesco Aloi. Ho sempre creduto nella legalità, nella giustizia, nella correttezza, negli uomini. La voglia di giustizia e legalità in un giovanissimo Lele Scieri. Con questo cortometraggio gli alunni del Santa Lucia di Siracusa raccontano la storia del parà siracusano. Fu ucciso nella caserma Gamerra di Pisa 24 anni fa. Alla prima versione del suicidio la famiglia non ha mai creduto. Non potevamo credere all'ipotesi del suicidio conoscendo bene Emanuele, il ragazzo che era, pieno di vita, pieno di interessi. L'avevamo anche visto pochi giorni prima al giuramento e non c'era nessun segnale di suicidio. Lele non si sarebbe mai suicidato, è quello che hanno ripetuto più volte amici e familiari del 26enne siracusano. Tante manifestazioni, striscioni e poi la commissione parlamentare d'inchiesta che nel 2018 ha portato alla riapertura del caso. È una commissione arrivata dopo 17 anni dalla morte del povero Emanuele, che ha fatto luce sul caso e ha convinto la procura ordinaria penale di Pisa a riaprire il caso. L'allora procuratore capo di Pisa, da poco in pensione, capì subito che non si era trattato di suicidio. Il contesto non era proprio quello che normalmente si considera un contesto suicidario. Lele si era appena laureato in giurisprudenza, il suo sogno era fare l'avvocato. In quella caserma di Pisa però ha perso la vita subito dopo il suo arrivo. Lo scorso luglio è arrivata la sentenza per Alessandro Panella e Luigi Zabara, gli ex ufficiali della Folgore condannati a 26 e 18 anni di carcere. Per Andrea Antico, assolto in primo grado, mercoledì scorso è stata chiesta una condanna di 17 anni e 6 mesi. Scieri fu ucciso perché si ribellò al nonnismo, è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza. Un viaggio adesso nella Catania nobiliare di fine Ottocento. Le giornate FAI di autunno, oggi e domani, aprono infatti le porte ai beni storici della nostra città, come le Ville Liberty del Viale Regina Margherita. Eva Spampinato. Questo è il vestibolo, sopra c'è la volta a crociera che ricorda un po' la cappella degli Scrovegni di Giotto ed è fatta interamente in lapislazzuli ed è originale. Viaggio nella Catania nobiliare di fine Ottocento, quando il centro della città erano i palazzi barocchi di via Etnea e via Plebiscito e quando la zona vicina alla Villa Bellini era ancora aperta campagna. Qui tra il 1899 e il 1904 venne edificata Villa Cutore Recupero, una delle magnifiche ville Liberty del Viale Regina Margherita, che di norma è chiusa al pubblico perché è tuttora una abitazione privata, ma che il Fondo Ambiente Italiano rende visitabile in occasione delle giornate FAI d'autunno, oggi e domani. Alcuni sono beni chiusi, come ha detto lei, alcuni sono beni privati, altri sono beni aperti sempre al pubblico, che noi però presentiamo in una chiave differente. A fare da cicerone al pubblico i giovani studenti del liceo artistico Lazzaro di Nesima. L'anno di realizzazione è quella del 1899, è uno stile tipicamente liberty catanese. Ad aprire le porte di casa propria la baronessa Rosalba Cutore. La mia nonna paterna, Angelina Recupero di Eliminusa, lei comprò il terreno, questa era una vasta zona, uno dei più grandi orti dei frati cappuccini. Villa Cutore Recupero fu costruita in quello che era il nuovo quartiere salubre, ricco di giardini e di boschetti della città di Catania, che dopo l'unità d'Italia aveva conosciuto un rapido sviluppo economico, politico e sociale determinato da un aumento della produttività, dall'esportazione di arance, olio, vino e zolfo, grazie anche alla ferrovia. Questa zona attirò l'interesse della nobiltà e dell'alta borghesia. Vediamo anche un pianoforte, ma non è un pianoforte qualunque? No, non è un pianoforte qualunque perché è un pianoforte di vecchissima data ed è tutto in legno, è un pianoforte austriaco, un Illich. Ci fermiamo ancora e riprenderemo con il calcio.
Ultima parte del nostro telegiornale, prima del calcio, un'occhiata alle agenzie. Tentato omicidio la scorsa notte a Partinico, dove un 29enne è stato colpito all'addome da un colpo di fucile. È successo nei pressi di un B&B lungo la strada provinciale 63. Il figlio del titolare è uscito in giardino perché sentiva i cani abbaiare. È arrivato nei pressi del giardino ed è stato ferito con un colpo di fucile. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale civico di Partinico, dove è ricoverato, ma sarebbe in pericolo di vita. Sono state aperte ovviamente delle indagini. E adesso al calcio, con il Catania che domani scende in campo in casa della Juve Stabia. Prima del match con la capolista ha parlato il vicepresidente Grella nel corso della trasmissione di ieri sera Preview e ha toccato vari punti, dal campo al futuro societario. Sentiamo Marco Carli. Il tempo che corre veloce per centrare i risultati che servono in campo e il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi societari che non riguardano solo il campo. La vita come una clessidra, senza però farsi condizionare. È il centro del pensiero del vicepresidente del Catania Grella, espresso nel corso di Preview. Si parte dall'attualità, dalla squadra e dagli obiettivi sportivi per l'anno in corso. Se noi non siamo nei primi 3-4 posti a fine della stagione, per quanto riguarda il mio lavoro sarei molto deluso e aggiungo anche che assumerò tutte le mie responsabilità, Marco, perché tante decisioni importanti le ho prese io. Grella parla poi della scelta di Tabiani. Anche in questo caso c'è il tempo di mezzo, quello che serve per proporre costantemente il calcio aggressivo che la dirigenza vuole. Coraggioso, la parola che mi viene subito in mente, con coraggio. Lavorare a Catania non è facile, non è per tutti, lui sta lavorando benissimo. E poi il futuro che passa dal centro sportivo. Ci sono 3 zone diverse che il presidente sta valutando, non solo per quanto riguarda il centro in sé, ma per il livello di investimento con questo terreno che ha poi un valore per lui immobiliare. Il tempo va veloce per la squadra, attesa dal match con la prima della classe, senza Rocca e con Dubizka e Rizzo in più per dare alternative in attesa di altri ritorni da infortuni. Al Menti si incontrano una squadra, la Juve Stabia, che non ha mai subito gol in casa, e una che ha la porta inviolata in trasferta, il Catania. La sfida alla capolista è già cominciata. Seconda gara consecutiva al Franco Scoglio per il Messina, che domani pomeriggio ospiterà il Giuliano giallorossi alla ricerca di una vittoria dopo aver ottenuto un punto nelle ultime 2 giornate. Sergio Colosi. La doppia R del Messina, R come rimonte e rimpianti. Le rimonte quelle subite, ben 3 in 6 incontri, Audace Cerignola, Turris e mercoledì scorso nel recupero contro la Casertana. R come rimpianti, perché il Messina continua a lasciare per strada punti pesanti, almeno 4, per distrazioni fatali ed errori di gioventù. Anche per questo motivo nelle prossime ore arriverà un terzino sinistro esperto, di categoria, svincolato, indispensabile, a tal punto da aver convinto Sciotto. Ottobre non concede pause e dopo il sorriso a metà contro la squadra di Cangelosi si torna subito in campo. Ancora una campana dopo Sorrento e Casertana, ancora uno scontro diretto per la salvezza. Al Francoscoglio c'è il Giuliano, delusione di inizio stagione, prima del cambio tecnico tra 2 ex giallorossi, da Lello di Napoli a Valerio Bertotto. La coperta corta del Messina costringe Modica a scelte quasi obbligate. In difesa, imparata la lezione col Sorrento, la coppia titolare e Manetta Ferrara con Pacciardi alternativa. Lia e Ortisi completano il reparto. Centrocampo con poca qualità perché Firenze non è ancora pronto. Rientra Scafetta con Franco e uno tra Frisen e Giunta. In attacco Plesce insieme a Ragusa e Mausso, il cui pezzo forte certamente non è la continuità, ma domani per i 3 punti servirà una prova di grande intensità. Questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per l'attenzione. Il prossimo appuntamento con il telegiornale alle 19. Buon pomeriggio.